Questo disegno di legge può trovarci d'accordo soltanto laddove si prevede un abbattimento nei casi di morosità legate alla locazione, ma rimaniamo contrari nella parte in cui si abbattono le aliquote per favorire chi ha già la fortuna di possedere una seconda casa. E riprendendo un'affermazione del collega Calligaris, si tratta di una boccata di ossigeno per il ceto medio. Voglio ricordare allo stesso che le famiglie disagiate sono in apnea e da tempo. Queste modifiche intervengono in un momento storico di grande difficoltà per le famiglie, date dal caro bollette, dal lavoro povero, e non ci sembra questa la priorità. Per noi le priorità sono altre: rafforzare l'acquisto della prima casa, intervenire sull'IRPEF, prevedendo la progressione fiscale prevista dalla nostra Costituzione, così come abbiamo chiesto con i nostri emendamenti sempre bocciati. Questo DDL è la fotografia di quelle che sono le vostre urgenze. Una scelta politica che a nostro avviso non produrrà nessun effetto significativo né sul mercato immobiliare, né sarà questa la misura che spingerà a comprare una seconda casa nella nostra regione. Per noi l'aliquota dovrebbe essere abbattuta per quei proprietari di case e negozi che affittano l'immobile con canone concordato. Solo in questo modo si combatte la tendenza degli immobili circuito nelle zone svantaggiate della nostra regione come la montagna, ma anche i nostri centri storici, e si dà una risposta a chi una casa non se la può permettere. Avrebbe avuto più senso per noi se ci fosse stata una differenziazione territoriale. Per noi abbattere l'aliquota nelle zone svantaggiate, così come abbiamo chiesto con un emendamento, rappresenta appunto ridare equità a questo DDL. Ma non certo per chi ha una casa a Lignano. Ci appare paradossale prevederlo indistintamente. Con i nostri emendamenti, Assessore, abbiamo infatti voluto un po' correggere e rendere più equo questo DDL. Grazie.